Compie un passo in avanti l'importante progetto aeroporto di Agrigento, per il quale assume un ruolo determinante il libero consorzio comunale, presieduto da Giuseppe Pendolino nell'incontro a Roma tra la delegazione e il libero consorzio guidata dall'ingegner Michele Di Carlo e i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti. Sono stati analizzati i punti del progetto per il quale lo stesso Ministero aveva richiesto al libero consorzio diverse integrazioni, in particolare sul business plan elaborato dalla KPMG, per giustificare la sostenibilità economica dell'aeroporto e su alcuni dettagli di costruzione, inclusi anche vari aspetti di natura ambientale e idrogeologica sviluppati dalla Idrogeo. Gli elaborati a una prima analisi hanno ottenuto un riscontro positivo e sugli stessi il Ministero per i Trasporti si esprimerà successivamente. Abbiamo prodotto un notevole sforzo per completare un iter tecnico-amministrativo già iniziato in precedenza, afferma il presidente del libero consorzio Giuseppe Pendolino. Dal mio insediamento ho stanziato risorse importanti, mi corre pertanto l'obbligo di ringraziare tutti coloro, le associazioni, le istituzioni che hanno contribuito alla ripresa del progetto e faccio appello alla politica affinché si impegni per l'inserimento dello stesso. All'incontro ha partecipato l'onorevole Lillo Pisano, che afferma soddisfatto: abbiamo fatto un ulteriore passo verso un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava solo un sogno. Non solo sono parole, non sono promesse, sono atti concreti, sono risultati, sono fatti che avvicinano Agrigento e gli agrigentini al futuro che meritano. Questo quanto spiegato da Lillo Pisano, deputato agrigentino, promotore dell'articolo 8 bis, che prevede per l'appunto la realizzazione di uno scalo nella provincia, che ha partecipato all'incontro al Ministero insieme ai tecnici del libero consorzio comunale.